In un altro post vi abbiamo parlato delle immagini sacre a protezione del carretto siciliano che venivano collocate proprio dietro nel portello posteriore. Le immagini sacre erano sempre riferite ai santi locali. Infatti qui siamo nel territorio di Partinico e la santa patrona per eccellenza è la Madonna del Ponte, ed eccola qui dipinta dal pittore Giuseppe Manfrè, che tra l'altro è stato anche mio maestro. Ecco, a destra e a sinistra vedete due angeli rivolti sempre verso l'esterno, che in altri casi invece sono delle guardie armate rivolte all'esterno. In quest'altro portello trovate due immagini sacre invece delle guardie, due immagini sacre nelle zone esterne e una zona di battaglia di paladini al centro. Questa è una cosa veramente unica. In verità il pittore Manfrè poteva permettersi queste libertà perché lui era veramente molto creativo. Io l'ho conosciuto molto da vicino, conosco perfettamente il suo stile, il suo modo di pensare, di essere, di fare, e si poteva permettere azioni creative. È per questo che gli intellettuali, i professori, intenditori di questa materia hanno molto apprezzato il pittore Manfrè, perché aveva anche dei momenti di creatività. Come vedete qui c'è una parte dell'immagine della Madonna del Ponte, quindi privata dai due santi a destra e a sinistra, ma c'è sempre lei con il ponte, e nell'altra il crocifisso, perché guarda caso queste due festività, questi due santi, coincidono con la stessa festività a Partinico.